È giovedì 3 aprile, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E da Emanuela Corsi, buongiorno. Come sempre cominciamo con la cronaca e tiene ancora banco la morte di Sara Campanella, assassinata a Messina dopo una lezione all'università. Al Policlinico la madre di Stefano Argentino voleva aiutarlo a fuggire dopo l'omicidio. È uno degli elementi emersi nelle ultime ore e intanto è stato convalidato il fermo del giovane accusato proprio del femminicidio. Si è anche dichiarato colpevole. Ma sentiamo il servizio. Voleva aiutarlo a fuggire la madre di Stefano Argentino, un particolare delle ore immediatamente successive al femminicidio di Sara Campanella che viene fuori dalle carte del GIP che ha convalidato il fermo del giovane studente originario di Noto. Proprio nel paese del siracusano si era rifugiato Argentino in un B&B gestito dalla madre. La procura avrebbe acquisito un biglietto scritto proprio dalla donna in cui faceva riferimento alla necessità del figlio di allontanarsi per un poco, alla scusa di curarsi, nonostante dai successivi accertamenti non risultassero particolari problemi di salute. Dietro l'allontanamento si nascondeva la volontà della donna di aiutare il figlio a non farsi trovare, ha scritto il GIP che nel provvedimento di convalida parla anche di premeditazione e risoluzione criminosa perché il giovane si era portato dietro il coltello per uccidere. Ai PM che lo hanno interrogato, Stefano Argentino ha detto di aver avvicinato la vittima il giorno del delitto per avere notizie su un'operazione a cui si era sottoposta e per capire perché non avesse risposto ad un messaggio che lui le aveva mandato a gennaio. L'indagato ha aggiunto che la ragazza, come era capitato in passato, si era mostrata fredda e indifferente dell'aggressione, non ha voluto parlare, limitandosi a dire di essere fuggito perché non sapeva cosa fare. Sì, è in uno stato di estrema prostrazione. È pentito? Guardi, questa è una parola grossa, non sono in condizione di dirlo. Sicuramente ha detto qualcosa per Sara. È molto chiuso, molto in se stesso, ma non ha avuto, sicuramente ha manifestato sempre un grande interesse, se così possiamo dire, per Sara, ma non mi sentirei di dire se sia pentito perché non ha avuto. Ad Argentino la procura di Messina contesta anche l'aggravante di aver agito per motivi abietti e futili. Per il giudice, vista la natura violenta dell'indagato e la sua incapacità di frenare i propri istinti, c'è il rischio che possa compiere altri gesti simili. Emanuela, subito da te, intanto per partire da questa ultima novità, cioè il fatto che la mamma di Stefano Argentino volesse aiutarlo nella fuga. Sì, guarda, ti faccio vedere perché chiaramente la portata di questa notizia è sicuramente a livello nazionale e infatti ti faccio vedere la pagina del Corriere della Sera. Il killer, pensavo che Sara mi ricambiasse per il GIP, la mamma voleva aiutarlo a fuggire. Diciamo che questa è un po' la pista che hanno seguito gli inquirenti fin dalle prime ore poi in cui è avvenuto questo femminicidio, cioè questo ragazzo è stato aiutato da qualcuno chi adesso si scopre che la madre ha avuto un ruolo. Ci potrebbero essere anche altre persone. Anche altre persone e quindi il compagno di corso confessa, stiamo parlando naturalmente dell'assassino, ma non rivela movente e arma. Ti faccio vedere anche le prime pagine, come cosa scrivono appunto. Il Giornale di Sicilia confessa l'assassino di Sara, un video lo incastra che abbiamo visto anche nel nostro servizio. Argentino ammette tutto, illegale, prostrato e chiuso in sé. Lo vediamo in questa foto appunto in prima pagina sul Giornale di Sicilia. Vediamo anche la Gazzetta del Sud. A Messina Argentino resta in carcere, il 27enne ha confessato il femminicidio di Sara, il GIP, la madre lo ha aiutato nella fuga e qui vediamo la foto invece della vittima Sara Campanella quando era felice durante un concerto dei Coldplay al quale ha partecipato. Ma ti faccio vedere anche altre prime pagine, Angelo. Intanto Repubblica Palermo che allarga il tema, quindi parla di violenza sulle donne in aumento, ma le più giovani adesso denunciano i dati dei centri che assistono le vittime, segnalazioni cresciute del 30% e poi confessa appunto l'assassino di Sara, la madre, all'oscuro delle molestie, la madre naturalmente della vittima. Messina torna in piazza. Ti dicevo che di questo argomento
si sono occupati tutti i quotidiani anche nazionali. Il Manifesto scrive non una di più, anche perché in poche ore ci sono 2 vittime, entrambe 22enni, quindi non soltanto Sara, ma subito dopo anche un'altra ragazza di Roma che è stata trovata morta, era sparita da qualche giorno, ad ucciderla il fidanzato. Accoltellata, chiusa appunto dentro una valigia e gettata in un dirupo. Questa è la fine di Ilaria Sula, la studentessa di 22 anni, la 10ª vittima di femminicidio, confessa l'ex fidanzato. Lunedì a Messina invece era stata uccisa appunto Sara Campanella. Le città reagiscono, la politica balbetta. E ancora vediamo La Nazione, appunto mette entrambe le foto delle ragazze, da un lato Ilaria Sula e dall'altra Sara Campanella, la strage delle ragazze. Ancora vediamo Domani. Anche qui entrambe le foto, Ila e Italia, siamo la fabbrica dei femminicidi, e poi vediamo anche la Gazzetta del Mezzogiorno, la strage quotidiana delle ragazze, qui la foto appunto di Sara. Dopo Sara, atroce fine di Ilaria, uccisa e gettata in una valigia. Fra poco torniamo da te, perché adesso in un documento esclusivo vi facciamo sentire le parole del fidanzato di Sara. Ha detto al nostro Marco Gullà: sono sotto shock, sapevo che la importunava, le avevo detto di bloccarlo. E sentiamo proprio le parole, la drammatica testimonianza del giovane fidanzato. Sono sotto shock. Aveva avuto sentore tramite Sara che questo ragazzo comunque le stava vicino, la importunava? Allora io le posso dire, Sì. le posso dire che io conosco Sara da 8 mesi, no? Sì. 8 mesi. Per come è uscita la cosa, io adesso sono venuto a sapere a conoscenza che questo pazzo era 2 anni che gli andava dietro, no? Sì. E io lo sono venuto a sapere soltanto che lei una volta mi ha detto: guarda che c'è questo ragazzo che mi disturba, ma diciamo non l'ho mai capito che fosse così grave, perché lei è sempre stata tranquilla, però ora stanno uscendo cose che la inseguiva e tutto. Io sono scioccato, perché io a lei ho detto: guarda una cosa, ti ho mandato un messaggio, vabbè, dico, io ovviamente ho un carattere, ovviamente sono il fidanzato, lei ha detto bloccalo, lei l'ha bloccato e siamo stati tranquilli, non ha dato nessun segno lui, però so che in passato lui, a quanto ho capito, la importunava, la inseguiva, ma sono cose che sto vedendo io ora a conoscenza. Ma lui sapeva che comunque Sara era fidanzata con te? Non lo so, però penso di sì, penso ovviamente di sì, perché lei con lui sono sicuro al 100% che non ha mai parlato, però ovviamente penso di sì. E adesso gli ultimi istanti della sfortunata studentessa universitaria, immortalati dalle telecamere di un distributore di carburante sul Viale Gazzi, proprio a Messina. Vediamo. È la videocamera di sorveglianza di un distributore di benzina sul Viale Gazzi ad immortalare gli ultimi istanti di vita di Sara Campanella. Sono le 17:24 di lunedì pomeriggio e la giovane compie il solito tragitto che dal Policlinico Universitario conduce alla fermata dell'autobus. Sono alcuni dei frame che incastrano Stefano Argentino. Si vedono i 2 ragazzi discutere, passare dietro il gabbiotto del distributore e poi uscire di nuovo alla vista della videocamera. Lei davanti, lui dietro, lei si ferma, si volta verso il ragazzo, poi accelera il passo. Lui la raggiunge, la prende da dietro, poi lei scappa, lui la insegue. Nel frattempo arrivano altri studenti, sono in 5, ma Sara e Stefano sono già fuori dal raggio di questa videocamera. La tragedia di Sara, probabilmente, si è consumata proprio in quei secondi. Davvero delle immagini tremende e drammatiche, Emanuela. Sì, prima abbiamo sentito le parole del fidanzato, insomma le amiche, il fidanzato sapevano che c'era questo ragazzo che aveva sviluppato un'ossessione per lei, che le dava attenzioni anche eccessive. La madre però, sentita dai quotidiani, non sapeva appunto di questa ossessione. Per esempio, vediamo Repubblica Palermo, lo sfogo della mamma di Sara: non sapevo che fosse perseguitata. Intanto la città si mobilita con una fiaccolata per la ragazza uccisa. L'orefice, dice, la violenza e il fallimento di tutti
E ancora andiamo a vedere la Gazzetta del Sud, appunto il GIP che convalida il fermo, Argentino resta in carcere. E poi la madre, appunto, bisogna sempre denunciare, aiutatemi a darle voce, il messaggio di Cetti Zaccaria, la madre di Sara, che ha affidato ai social alcune considerazioni, appunto non sapevamo che era perseguitata. E poi la fiaccolata dell'università in ricordo appunto della studentessa. I carabinieri intanto continuano ad indagare per capire chi abbia aiutato l'assassino a fuggire. I carabinieri hanno trovato nella casa un foglietto per l'altro figlio in cui la donna faceva riferimento alla necessità di allontanarsi un po' con la scusa di curarsi. Adesso voltiamo pagina, Emanuela, torniamo da te fra pochissimo, sì, perché l'Etna torna di nuovo a farsi sentire, lo fa con una intensa attività stromboliana dal cratere di sud-est, lo segnala l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, che alle 13:30 di ieri aveva rilevato un consistente aumento del tremore vulcanico. L'eruzione è iniziata alle 20 di ieri sera con una nube eruttiva che poi si è dispersa in direzione est-sud-est. Al momento la cenere vulcanica comunque non impatta sulla operatività dell'aeroporto Fontanarossa di Catania. E restiamo a Catania perché parliamo di piste ciclabili, anzi in particolare di una disastrata e allagata, la nuova pista ciclabile di via Domenico Tempio, che somiglia più ad un percorso ad ostacoli, in bella evidenza anche delle enormi pozzanghere. Il servizio. Allagata, disastrata, ad ostacoli con incomprensibili saliscendi a Catania. La pista ciclabile di via Domenico Tempio è un concentrato di pericoli, dove gli amanti delle due ruote fanno a gara, ma ad evitarla. Splende il sole in via Domenico Tempio, ma di ciclisti non si vede neanche l'ombra. Dopo oltre mezz'ora d'attesa all'altezza di Faro Biscari appare un ciclista spaesato e disorientato. È costretto a scendere per proseguire, il perché lo raccontano le immagini. Queste piste ciclabili vengono mantenute in maniera molto approssimativa, forse anche la progettazione ne è colpevole. Stare in una pista ciclabile e poi finire in mezzo alle macchine non è la migliore delle idee. L'altra pista ciclabile di via Santa Sofia è invece un cantiere aperto, dove però mancano gli operai. Non le manda a dire il consigliere comunale Graziano Bonaccorsi. Praticamente via Santa Sofia non si sa più nulla, è il silenzio assoluto, ma la cosa più grave, ripeto, è che in mezzo alla pista troviamo la rete, dei paletti di ferro, insomma, per delimitarla, ma tutto è stato praticamente abbandonato. Tempi di consegna non precisati per buona pace di chi si sposta in bici o per chi crede ancora in questa città alla mobilità sostenibile. Nel frattempo la pista ciclabile è diventata un parcheggio abusivo. Emanuela, ricominciamo dai quotidiani regionali. Sì, allora riprendiamo la prima pagina di Repubblica Palermo. Abbiamo visto appunto il fenomeno del femminicidio in alto, però ci sono anche altre notizie. Intanto agli scafi, vediamo nel taglio centrale, Schifani contro gli armatori, i rincari non sono giustificati. E poi il Sicilia Express, perché sono state pubblicate le date appunto per il treno, appunto il famoso treno che abbiamo conosciuto per le vacanze di Natale, che tornerà anche per quelle pasquali, che poi è la ricetta della regione per contrastare il caro voli. Quindi la regione fa il bis treno di Pasqua per i pendolari, un treno che ricordiamo parte da Torino, fa tappa in tante città del nord Italia per scendere poi giù in Sicilia. E a Natale ricordiamo che la soluzione del convoglio a prezzi scontati ebbe un successo straordinario, i biglietti andarono esauriti veramente in pochissime ore. Vediamo le altre notizie. Intanto c'è un'intervista ad Antonini, il presidente della Trapani, che dice: debiti, ho venduto una società sana. Parla della sua ex società Quanton, che è stata venduta l'anno scorso.
E poi il caso dell'ASP di Trapani, ancora in prima pagina, perché sono stati scoperti 20 malati gravissimi proprio per i referti in ritardo, un po' come la vicenda della professoressa che poi ha dato il via allo scandalo. Lei ha scoperto dopo 8 mesi, poi quando le è stato consegnato questo referto, di avere un tumore al 4º stadio. E poi l'uomo ucciso per strada a Partinico, un altro caso di cronaca di cui ci siamo occupati in questi giorni, ai domiciliari i fratelli sotto accusa. Andiamo a vedere all'interno, intanto io direi questa notizia sulla quale dobbiamo continuare a tenere i riflettori accesi, che riguarda la sanità siciliana, cioè lo scandalo di questi referti. 20 malati gravissimi per le diagnosi arrivate in ritardo, l'emergenza dei test istologici con 356 referti bloccati per mesi, i tumori rivelati da altri medici cui si erano rivolti nell'attesa i pazienti. E poi andiamo a vedere ancora il caso dell'omicidio di Partinico. Quello che lascia veramente senza parole è il motivo di questo pestaggio che poi ha causato la morte di quest'uomo. L'uomo ucciso per un sorpasso. Quindi per una banalissima lite, appunto, mentre si guida, i due fratelli appunto sono sotto accusa ai domiciliari. Il GIP ha ascoltato Antonino e Leonardo Failla, che devono rispondere appunto della morte di Gioacchino Vaccaro, questo è il nome appunto della vittima. E poi andiamo a vedere la Gazzetta del Sud. Abbiamo visto naturalmente anche qui l'apertura dedicata al femminicidio di Messina, ma vediamo anche il maltempo che mette in ginocchio Capodorlando, isolata, gioiosa marea. Questa ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia in queste ore si è concentrata soprattutto nel Messinese, dove ci sono stati diversi danni e disagi. E poi per la cronaca, operazione antidroga tra Milazzo e Le Olie, 2 arresti e 17 indagati da DDA e polizia. Ancora vediamo in alto, evasione tributaria a Barcellona, il comune rafforza la riscossione per fronteggiare il dissesto. E poi sempre dalla prima pagina guardiamo anche questa notizia: fondi del PNRR per la sanità. Grido d'allarme nel Messinese, report della CGIL sullo stato dell'arte dei fondi PNRR legati al comparto sanitario del Messinese. Finora speso solo il 9% su oltre 33 milioni per case e ospedali di comunità. Vediamo all'interno intanto una delle notizie della prima pagina, cioè il maltempo che si abbatte sul Messinese, case evacuate, allagamenti e frane. A Capodorlando le maggiori emergenze, esplode la condotta idrica e si allaga il lungomare di San Gregorio, chiuse al transito alcune strade cittadine, detriti centrano un'autovettura. E vediamo qui appunto alcune immagini del maltempo, delle scorse ore, allagamenti, appunto detriti e crolli. Ancora andiamo a vedere la prima pagina del Giornale di Sicilia. Invece vediamo altre notizie, insomma. Confessa l'assassino di Sara, lo abbiamo già visto prima. Poi ci sono tante notizie che approfondiremo tra poco con la rassegna stampa nazionale, ma vediamo questa: la bolletta del gas cala del 10% a marzo, quindi una buona notizia che riguarda un po' tutti. Al via il bonus per la luce per aiutare naturalmente le famiglie con un ISEE basso fino a 20.000 euro, appunto, a poter sostenere le bollette per quanto riguarda la materia energetica. Grazie allora Emanuela, fra poco con i quotidiani nazionali torneremo da te e adesso come ogni mattina apriamo il nostro collegamento con la Pol Strada, compartimento della Sicilia orientale. Stamattina da Enna con noi c'è il commissario Giuseppe Cammarata. Buongiorno commissario. Buongiorno a lei, ben ritrovati. Vediamo subito qual è la situazione del traffico nelle strade di competenza del compartimento polizia stradale della Sicilia orientale.
Tanto diciamo subito che non ci sono particolari criticità stamattina, per fortuna. Allora, andiamo nel dettaglio. Allora, sulla A18, sulla Catania-Messina, si segnalano code nei pressi dello svincolo di Acireale in direzione Catania a causa di un cantiere stradale. Scusate. Segnaliamo sempre sulla A18 la chiusura dello svincolo di Taormina in ingresso sempre sulla A18. Tale chiusura permarrà fino alle ore 24 del 12 aprile prossimo. Sulla tangenziale di Catania purtroppo solite criticità, traffico intenso sia in direzione Siracusa sia sulla A18 DIR dallo svincolo di San Gregorio in direzione Catania. Per quanto riguarda l'autostrada A18, la Catania-Siracusa-Modica, segnaliamo il divieto di transito ai mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate nel tratto tra Avola e Cassibile. Per quanto riguarda l'autostrada A19, la Palermo-Catania, persiste sempre la chiusura dello svincolo di Enna in ingresso e in uscita in direzione Palermo, quindi per raggiungere il capoluogo ennese bisogna utilizzare lo svincolo di Mulinello. Segnaliamo inoltre, sempre sulla A19, in queste ore potrebbero esserci difficoltà alla circolazione allo svincolo di Ticcaino a causa di lavori per il rifacimento della pavimentazione. Situazione che comunque si dovrebbe risolvere nel giro di un paio d'ore. Sempre sulla 19 persiste la chiusura della rampa di immissione dello svincolo di Caltanissetta in direzione Catania. Per quanto riguarda le strade statali, sulla 121 la Catania-Paternò, come sempre purtroppo rallentamenti tra Piano Tavola e Mister Bianco in direzione Catania. Sulla strada statale 192 sempre lavori di demolizione del ponte di Taino, quindi nei pressi di Catenanuova, quindi anche lì ci può essere qualche problema e qualche rallentamento del traffico. Al momento non abbiamo altre notizie, come sempre si raccomanda sempre la massima prudenza, cinture allacciate, casco ben indossato, luci accese e massima prudenza. Grazie per l'azione, una buona giornata. Grazie alla commissaria Giuseppe Cammarata in collegamento con noi da Enna per la Polstrada compartimento della Sicilia orientale. Visto che stiamo parlando di viabilità, diamo uno sguardo anche a quello che succede a Catania. Siamo in via Vincenzo Giuffrida, questa è la situazione del traffico, più intenso certamente in entrato in città, situazione più normale diciamo invece in uscita in direzione Viale Mediterraneo. Adesso invece ci fermiamo, facciamo una breve sosta e poi fra non molto saremo di nuovo insieme anche a Emanuela Corsi per leggere le prime pagine e non solo dei quotidiani nazionali. Bentornati a Buongiorno Sicilia dalle agenzie Adesso. Aveva circa 30 anni, era robusto, verosimilmente di origine subsahariana, è morto per annegamento, probabilmente anche per ipotermia. Il cadavere ritrovato in mare ieri, l'ispezione cadaverica effettuata sulla motovedetta della Guardia Costiera accredita l'ipotesi che diciamo, la vittima possa essere riconducibile al naufragio dello scorso 18 marzo avvenuto nei pressi dell'isolotto di Lampione. E adesso con Emanuela, come anticipato, leggiamo le altre notizie del giorno sui quotidiani nazionali. Mi pare che il tema è soltanto uno oggi o quasi. Il tema è uno che tra l'altro tratterai anche tu oggi, cioè quello dei dazi, perché insomma Trump va avanti con la sua politica commerciale, qualcun altro la chiama guerra commerciale, quindi dazi per tutti, questo è il titolo del Corriere della Sera, lo schiaffo di Trump, lo show di
di Donald, che parla di giorno della liberazione, il Liberation Day l'ha definito lui, auto colpite al 25%, Mattarella dice l'Unione Europea sia compatta, Meloni misura sbagliata. All'Europa tariffe del 20% e ai suoi poi avrebbe rivelato che Musk lascerà a breve, questa è un'altra notizia nella notizia, cioè a quanto pare Musk dovrà o lascerà a breve comunque il suo ruolo, il suo posto nel governo Trump, ma lui e la Casa Bianca negano. Questa diciamo è stata un po' una soffiata. Poi vediamo Bruxelles che studia risposte per colpire le big tech, quindi le mosse di von der Leyen naturalmente, perché l'Europa adesso cerca di trovare una contromisura ai dazi di Trump. E poi gli Stati Uniti che tornano a guardare a Oriente e al Giappone. Diciamo che fondamentalmente il nemico commerciale degli Stati Uniti è l'Europa e poi la Cina. Andiamo a vedere le altre notizie e poi approfondiamo naturalmente il tema dei dazi. Intanto a Strasburgo si vota per il riarmo, il voto però divide i partiti, alleati di governo e opposizioni. Per la cronaca vediamo la fotonotizia dedicata a Ilaria Sula, la ragazza che è stata uccisa dal fidanzato, dall'ex fidanzato, lei 22 anni, lui 23, si chiama Mark Samson, studente alla Sapienza, così come questa ragazza, questa vittima, è di famiglia filippina, ma nato in Italia. L'ha colpita in casa mentre c'erano i suoi genitori. L'omicidio è avvenuto a casa del ragazzo, infatti adesso si cerca di capire anche la posizione dei genitori, appunto perché l'omicidio sarebbe avvenuto dentro le mura di casa. Ha messo il corpo in una valigia e poi l'ha gettata in un dirupo. Infatti il titolo è Ilaria uccisa dall'ex e chiusa in una valigia. E poi ci sono le parole della mamma di Sara, coltellata a Messina, dico a tutte denunciate. Sempre per la cronaca, a Milano le baby gang sono il terrore della città, rapine, 50 arresti per i colpi in metro, coinvolti 18 minorenni. E poi invece parliamo di un regista, infarto per Nanni Moretti, operato e in terapia intensiva, il regista ricoverato al San Camillo. Andiamo a vedere all'interno allora la guerra commerciale di Trump che celebra i dazi universali all'Europa da un bel 20%. Le stangate soprattutto a Cina, Messico e Canada. Il 4 febbraio Trump ha imposto un più 20% su tutti i prodotti cinesi, mentre un mese dopo sono entrati in vigore quelli del 25% sui prodotti di Messico e Canada. Questi, diciamo, i primi paesi colpiti appunto dalla sua politica autarchica, possiamo definirla così. Poi acciaio e alluminio di tutti, il 12 marzo sono partite le maggiorazioni del 25% appunto su acciaio e alluminio importati negli Stati Uniti, provenienti da tutti i paesi del mondo. I dazi poi sulle automobili e i componenti usati per fabbricare i veicoli, pari sempre al 25% annunciati precedentemente, entrano invece in vigore oggi. Queste sono un po' le tappe della politica di Trump sui dazi. E poi vediamo rincari ad hoc, come funzionano segnali negativi dal mercato però degli Stati Uniti. Nella lista abbiamo detto che uno dei paesi più colpiti è la Cina, alla quale era già stato imposto il 20% e adesso si aggiunge un ulteriore 34%, quindi siamo arrivati al 54% per la Cina. Più graziato invece il Regno Unito, perché la percentuale si ferma al 10%. Diciamo che è il paese che non fa parte dell'Unione Europea, ma sicuramente del continente europeo che ha, diciamo, subito in minor misura questa politica. Il Giappone 24%.
E poi anche l'Australia si ferma al 10%, la Svizzera 31%, è il paese più danneggiato dell'Unione Europea, perché in Europa, abbiamo detto, ha imposto il 20%. E poi la Cambogia è il paese a cui è imposta la tariffa più elevata, stiamo parlando del 49%. Sarei curioso di capire cosa gli Stati Uniti importano dalla Cambogia. Non lo so, guarda. Probabilmente materie prime, suppongo. Sarà quello, non so se poi ci sono prodotti made in Cambogia che, non so, che sono delle eccellenze, poi approfondiremo questa cosa. Invece parliamo del made in Italy, ecco. Mattarella all'Unione Europea, la risposta sia compatta. Meloni, che comunque non vuole rompere i rapporti con gli Stati Uniti, però dice dagli Stati Uniti questa è una misura sbagliata. La Presidente del Consiglio: faremo di tutto per trovare appunto un accordo. Tajani invece dice il governo non lascerà indifeso il sistema produttivo italiano. E allora andiamo a vedere quali potrebbero essere, anzi quali saranno verosimilmente le ripercussioni. Intanto sull'agroalimentare perderemo il 10% di ricavi, alcuni prodotti invece reggeranno. Poi per quanto riguarda l'acciaio, noi dal 2018 subiamo i dazi, la Cina invaderà i mercati. Questi possibili scenari. Per l'automotive, che è un settore insomma che sta soffrendo già da tempo, l'export vale 5 miliardi e ci sono danni indiretti. E ancora la farmaceutica, nessun impatto specifico, affidiamoci al negoziato. Questo per quanto riguarda appunto il tema dazi, che troviamo in apertura anche su Repubblica. Dazi, la stangata di Trump, show alla Casa Bianca, colpiti 60 paesi, tariffa al 20%, dicevamo, in Europa. E le sue parole sono state queste: basta, ci hanno derubato per anni. Le reazioni: von der Leyen uniti nella risposta, Meloni decisione sbagliata ma evitare il conflitto commerciale. E poi il caso appunto di Musk, che è pronto a lasciare il Doge, tornerà presto agli affari. Poi la frenata però del Presidente degli Stati Uniti. Ancora altre notizie, vediamo La Stampa. Dazi statunitensi, cambia il mondo, da oggi il 25% sulle auto, all'Unione Europea il 20%, 10 alla Gran Bretagna, 34 alla Cina. Trump, il saccheggio è finito. E poi qui vediamo invece la foto dedicata a Elon Musk, la parabola del circo Musk, tutte insomma le foto più bizzarre di Elon Musk. Lo vediamo anche con questo saluto poi romano che aveva fatto tanto discutere. Ancora Avvenire, tutti pagano dazio, questo è il titolo. E poi il resto del Carlino: auto, alluminio, cibo, scattano i dazi di Trump. Ma vediamo anche altre notizie. Vediamo per esempio questa intervista a Conte, che è il leader dei 5 Stelle, che sabato in piazza scenderanno per protestare contro il riarmo, e lui tende una mano ad Elly Schlein, quindi dice confido in Schlein. Poi restiamo su questa pagina per parlare anche di un'altra notizia che riguarda l'omicidio di Garlasco, perché ci sono novità ormai da giorni sulla morte di Chiara Poggi. Dicevamo che è tornato ad essere indagato Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara. I consulenti della procura dicono il DNA di Sempio è quello trovato su 2 dita di Chiara Poggi. Quindi in questa super perizia di 60 pagine è emerso che appunto nelle unghie di Chiara il DNA era quello di Andrea Sempio. Questo naturalmente potrebbe anche ribaltare tutta la storia che abbiamo raccontato finora e che ha portato poi alla condanna, ricordiamo in 3° grado, di Alberto Stasi, che è appunto l'ex fidanzato di Chiara Poggi. E poi vediamo il Messaggero
con sempre i dazi del 20% all'Unione Europea. L'altro tema è anche quello dei femminicidi, 2 in pochissime ore, uno a Messina e uno a Roma, appunto Ilaria accoltellata e gettata in una valigia. Ti faccio vedere l'ultima prima pagina perché il titolo è anche un po'... chiude il tema. La Gazzetta del Mezzogiorno scrive: sono dazi amari. Bene, grazie per questo ultimo titolo. Ci ritroviamo con Emanuela più avanti in trasmissione. Facciamo adesso una breve sosta, il tempo di vedere le previsioni meteo e poi saremo insieme in studio con il primo degli ospiti della mattinata. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì bel tempo su tutta l'Italia, sole dunque protagonista eccetto della variabilità al sud, specialmente nelle aree interne. E dunque sulla Sicilia alta pressione dominante a garanzia di un giovedì con ampie zone di sereno in un contesto in gran parte stabile. Avremo solo addensamenti compatti nelle ore pomeridiane, specialmente a ridosso dell'Appennino dove sarà possibile qualche pioviggine. Il tutto con temperature massime che saranno piacevoli localmente. Infatti si toccheranno i 19-20 gradi, specialmente sulle zone costiere. E dunque per la giornata di venerdì poco da segnalare, sarà ancora un venerdì all'insegna del bel tempo con sole protagonista, cielo sereno e terso, ma poi in serata sarà possibile una maggiore nuvolosità ma in un contesto completamente asciutto. Temperature massime che non subiranno particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Allora, eccoci di nuovo in studio, do il buongiorno a Giovanni Burtone, l'onorevole Burtone, sindaco di Militello in Val di Catania, in questa veste oggi con noi, ma sappiamo anche che ha tante altre cariche, fra le altre il componente anche della Commissione regionale antimafia. Stamattina parliamo di una, come dire, di una vetrina per Militello, ma di tutta la Sicilia, per tutta la Sicilia mi pare di poter dire, perché Militello, il paese di cui lei è il sindaco, si candida a Borgo dei Borghi del 2025. Ne abbiamo parlato fra le altre cose nei giorni scorsi, è una bella sfida. Sì, noi siamo stati scelti a rappresentare la Sicilia. È stato un onore perché la Sicilia è tutta bella, quindi aver individuato in Militello il soggetto che può proporsi all'opinione pubblica nazionale è un fatto per noi di straordinaria importanza. Stiamo facendo una bella battaglia, io sono veramente contento perché ho visto una mobilitazione del Paese in generale, dei tanti nostri concittadini che vivono fuori Militello, che per motivi di lavoro si trovano anche all'estero e che chiamano, si stanno muovendo, fanno sollecitazioni, e poi ci sono i giovani questa volta sono scesi in campo in maniera massiccia. Ma è un modo per rivendicare anche le proprie radici, per affermare quello che poi rappresenta l'io più profondo, il nostro essere, sì, cioè l'appartenenza. Un legame molto profondo, soprattutto, ripeto, da parte di questi nostri concittadini che vivono all'estero, nel nord Italia, e che in questa occasione ancora una volta hanno fatto uno sforzo collettivo, si sono sentiti tra di loro, hanno messo su gruppi, hanno fatto anche qualche video. Ci sono dei, diciamo, dei testimonial d'eccellenza, sì. Tra cui Pippo Baudo. Pippo Baudo è stato uno dei primi a mandare il suo video, ha fatto come al solito un atto di affetto verso la comunità. Pippo è molto legato al nostro paese, è stato veramente ancora una volta in prima linea e noi speriamo di poter ringraziare vivamente innanzitutto Pippo. Ci sono stati poi alcuni che hanno messo la loro persona in primo piano, uomini del spettacolo, dello sport, della cultura. Uno particolare lo voglio citare perché è arrivato proprio ieri il video
ed è veramente per noi di straordinaria importanza, perché è di Patrick Zaki. Io non so se riusciamo a recuperarlo, lo dovremmo avere in regia, magari se mi date un cenno poi magari sentiremo uno stralcio se riusciamo a mostrarlo. Ce l'abbiamo, allora lo vediamo un attimo, vediamo subito questo video. Per me è stato giusto e importante nei mesi scorsi essere nominato cittadino onorario di Militello. In questi giorni Militello sta partecipando al concorso Borghi di Borghi. Militello è veramente un bel borgo. Vi chiedo di votarlo. Forza Militello. È Forza emozionante, emozionante, è emozionante perché per noi è il riconoscimento del fatto che questo concorso non è un concorso banale, mette al centro i nostri beni culturali, la nostra cultura, il patrimonio che abbiamo, che non abbiamo creato noi, l'abbiamo ricevuto. Il nostro compito è tutelarlo e valorizzarlo. Abbiamo delle perle naturalistiche significative che sono ora frequentatissime, a partire dalle cascate dell'Oxena, che ormai gli escursionisti cercano, vengono da ogni parte della Sicilia e non solo. E poi però è anche un luogo di solidarietà. Noi abbiamo voluto dare questa cittadinanza onoraria a Patrick in un momento difficile per lui. Abbiamo mantenuto questo rapporto in occasione di una sua presenza all'Università Core di Enna, gli abbiamo consegnato materialmente la cittadinanza, il fatto che lui abbia voluto fare il video significa che ha riconosciuto che in quel momento ha avuto persone, comunità che gli sono stati vicini, che si sono battute per la libertà, e per noi è significativo per la difesa della persona, e ha voluto dare questo segnale di riconoscenza. Noi lo abbiamo ringraziato, io ho un rapporto con lui, l'ho ringraziato e gli ho augurato di mantenere sempre fermo questo suo modo di essere e che abbia una buona vita, perché ha sofferto tanto. Per Militello comunque questa non è la prima esperienza in assoluto, perché ha avuto già dei riconoscimenti. Borgo più bello in Sicilia, riconoscimento tra i borghi più belli d'Italia. Adesso c'è il Borgo dei Borghi, cioè praticamente arriviamo al top. Sì, noi partiamo intanto dal 2002 con riconoscimento di patrimonio dell'UNESCO. Questa è una cosa grandissima che noi non dobbiamo mai sottovalutare, perché siamo un luogo che ha il tardo barocco, l'ultima edizione europea del barocco e il Val di Noto. E ora è Borgo dei Borghi, quindi questa sfida che noi vogliamo aggiungere la stiamo facendo sportivamente, ripeto, con questo impegno straordinario dei ragazzi, che poi stanno facendo delle cose veramente belle, che attirano, che attraggono, io spero anche il consenso. Non è semplice, perché però noi ci stiamo battendo, abbiamo avuto, ripeto, diversi che si sono presentati, hanno fatto l'appello, l'ANCI, l'assessore regionale al turismo e istituzionali, quindi io credo che si possa puntare veramente ad avere un buon risultato. Allora, questo risultato però si conoscerà soltanto a Pasqua? Si conoscerà a Pasqua, noi non sappiamo qual è la classifica, è una cosa un po' anomala, però siamo stati chiamati a partecipare senza aver contribuito in nessuna maniera, quindi noi siamo grati comunque di essere al centro di questa competizione che sta dando dei risultati. Noi abbiamo visto una mobilitazione nei social che porta tanti ad incontrarmi, a dire: guarda, ho visto che c'è un blog che parla di Militello, mi sto muovendo per votare, perché si può votare. Ma quanti sono, diciamo, i competitors in questo caso? Sono 20, sono uno per regione, noi rappresentiamo la Sicilia. Quindi insomma spero è una bella sfida. Di poterla rappresentare come comunità al meglio, perché la Sicilia, ripeto, è tutta bella e merita
merita il nostro impegno. Possiamo dire e ricordare anche come si fa per votare, per dare il proprio sì, voto? Bisogna andare sulla piattaforma Rai Play, iscriversi e votare. Si può votare ogni 24 ore, quindi ormai se si vota oggi fino a domenica 6 si possono fare 4 voti. Quindi praticamente domenica 6 è l'ultimo giorno utile per votare. Poi votare. Passeranno 14 giorni prima del voto. Sì, anche perché poi c'è anche ci sono 3 che fanno parte di una commissione e potranno esprimere anche una loro preferenza. Quindi non c'è soltanto... che inciderà nel 15% complessivo. Quindi è un voto combinato. Anche ponderato. Un tempo la commissione aveva un ruolo determinante, ora incide sicuramente. Noi non sappiamo neanche come è composta questa commissione, stiamo facendo la nostra battaglia in maniera leale. C'è, ripeto, questo impegno massiccio delle ragazze, ragazzi, anche di qualche bambina e di qualche bambino, quindi è una cosa veramente significativa. Tutti si stanno prestando a fare dei post, dei video, e poi è bello vedere che abbiamo una bella gioventù che si muove, che è legata al proprio paese e che è molto brava dal punto di vista professionale, perché stanno facendo delle cose che attraggono l'attenzione e che portano consenso. Allora, grazie, in bocca al Grazie lupo a voi per questa bella sfida, grazie all'onorevole Giovanni Burtone, che è il sindaco di Militello in Val di Catania. Ricordiamo che la competizione a cui Militello sta partecipando è il Borgo dei Borghi, il titolo che rappresenterà poi il Borgo d'Italia. Più bello d'Italia. Il Borgo più bello d'Italia. I risultati il 20 di aprile, quindi a Pasqua, ma si può votare sino a giorno 6, domenica 6. Grazie, in bocca al lupo ancora. Grazie a voi. Evviva Militello. Evviva Militello, ci fermiamo appena pochi momenti e poi parleremo di un tema, ahimè, ne abbiamo già sentito durante la rassegna stampa, parleremo dei dazi e vedremo di capire che cosa significa anche per l'economia siciliana tutto questo. Annunciato, adesso parliamo di dazi, ne abbiamo parlato già a lungo nel corso della rassegna stampa con la nostra Emanuela Corsi, abbiamo visto le reazioni non solo in Italia ma in tutto il mondo. Di fatto è cominciata una nuova epoca, diciamo così, per quello che abbiamo conosciuto fino adesso ci sono tanti cambiamenti, ma vedremo se poi questi cambiamenti saranno realizzati effettivamente. Do il buongiorno a Marco Causarano, buongiorno. Buongiorno. Che è il presidente di Piccola Industria di Confindustria Catania. Allora, Presidente, il Made in Italy è quello che va tutelato, si deve cercare di tutelare il Made in Italy, si deve cercare di tutelare quelli che sono i prodotti pregiati poi della nostra industria, della nostra agricoltura, delle aziende manufatturiere, insomma c'è tanto, sono tanti i settori che rischiano dopo questo annuncio. Misure che vanno tra il 20 e il 25%, diciamo complessivamente. Venendo poi nello specifico, noi parliamo della nostra regione, della Sicilia, perché sappiamo che gli Stati Uniti rappresentano un mercato importante a livello nazionale, ma altrettanto a livello regionale. Cerchiamo di capire qual è diciamo il settore, se abbiamo un'idea, se possiamo dire qual è il settore quello che verrà maggiormente penalizzato da questi dazi. Inizio col dire che l'industria italiana oggi ha un export significativo e ha un bilancio attivo. Lei immagini che sui oltre 600 miliardi di export italiano c'è export italiano globale, circa il 10%, poco più del 10% è diretto agli Stati Uniti. Quindi 65 miliardi? Più o meno 65 miliardi, con un bilancio attivo di circa 40 miliardi perché importiamo molto meno rispetto a quello che esportiamo. All'interno di questo panorama nazionale la Sicilia con 1,2 miliardi, 1,3 miliardi di export gioca un ruolo importante
all'interno del panorama nazionale. Peraltro un export siciliano con un incremento che ha registrato un incremento di circa il 17-20% rispetto allo scorso anno, perciò in un anno abbiamo fatto un lavoro importante in settori importanti, soprattutto immagino e vedo diciamo capofila il settore agroindustriale, che rappresenta per la nostra terra un'eccellenza, no? Noi abbiamo dei prodotti dalle arance della Piana ai vini dell'Etna, ai vini della Val di Noto, e il settore vitivinicolo per esempio è uno dei settori che sarà secondo me più coinvolto, e secondo noi sarà più coinvolto da questa guerra dei dazi, diciamo. Allora io leggo alcuni numeri, non so se poi corrispondono a vero, a proposito del settore del vino. Parlo ovviamente a livello nazionale, 500 milioni diciamo, il costo o il danno, vediamola come, non lo so come vederlo da questo punto di vista. Poi l'olio d'oliva, anche quello è un settore importante. In alcuni casi pare che i dazi possano arrivare anche al 200% per alcuni prodotti. Sono stati paventati dazi particolarmente significativi. È vero che dalle stime e soprattutto diciamo, da questo annuncio di ieri di Trump, che ha portato un ulteriore 20% sui dazi europei, sarà un forte limite per l'economia, per la nostra economia, e soprattutto in alcuni settori. I settori diciamo, che andranno più in crisi, oltre a quello agroalimentare, sono anche quello chimico e della raffinazione del petrolio, e anche quello dell'elettronica. Questi sono settori per noi strategici importanti. Si pensi soltanto agli investimenti che negli ultimi anni sono stati fatti e che saranno ancora oggetto appunto di ulteriori investimenti nella nostra Etna Valle qui a Catania, ma non solo. Allora, qualcuno potrebbe dire probabilmente il fatto che ci sia stata questa globalizzazione in qualche modo ha portato i governi di moltissimi paesi, di quasi tutti i paesi, ad affidarsi, per quanto riguarda le materie prime, ad altri stati. E allora il momento qual è? Il momento è quello di poter recuperare in qualche modo produzioni per quello che è possibile e diventare, non dico indipendenti per alcuni aspetti. Capisco che la globalizzazione impedisce tutto questo, no? È difficile tornare indietro. È difficile tornare indietro dopo decenni di politiche che hanno portato soprattutto gli Stati europei, ma anche gli Stati Uniti, ad appoggiarsi ai paesi diciamo asiatici, alla Cina soprattutto mi viene in mente, come prima capofila diciamo, di questi, per le produzioni tra virgolette sporche. Noi abbiamo un gap importante a livello infrastrutturale, soprattutto produttivo, che nasce dal fatto che per anni sono state delocalizzate le produzioni di beni e semilavorati in altri paesi. Bisognerebbe ricominciare a riportarli anche in Italia. Questo non significa attivare misure protezionistiche. Oggi ci ritroviamo all'indomani di questo annuncio. Ieri sera, con intrepidante attesa, molti di noi sono stati, me compreso, davanti alla televisione per vedere quali erano i numeri che venivano fuori. È chiaro che non si può risolvere la situazione in pochi giorni, ci vorranno mesi se non anni di lavoro, però è necessario ed è importante un impegno congiunto di tutte le confindustrie europee, per esempio, è quello il modello al quale sta puntando il nostro Presidente Orsini, cioè quello di tendere delle relazioni e di costruire delle relazioni attraverso tutte le varie confindustrie europee, soprattutto con quella tedesca, perché Italia e Germania sono chiaramente i paesi che più soffriranno di questo gap.
è vero anche che l'Unione Europea deve fare la sua parte. Quindi serve una risposta diciamo unitaria da questo punto di vista? Serve una risposta assolutamente unitaria. Lei immagini che la regolamentazione europea rispetto a quelli degli Stati Uniti è penalizzante. Noi abbiamo in 5 anni abbiamo emanato oltre 13.000 norme rispetto alle 3.000 degli Stati Uniti, quindi una semplificazione burocratica è certamente alla base anche di questo, per aumentare la competitività anche all'interno di un quadro normativo globale che è fondamentale per affrontare bene, soprattutto noi europei, questo sistema. Il dato, così gli esperti che suggeriscono, è che comunque si perde tantissimo, diciamo in questa guerra dei dazi, diciamo che tra i paesi penalizzati, tra i paesi oltre alla Germania c'è anche l'Italia molto penalizzato. E io torno di nuovo al discorso della Sicilia, perché la nostra regione a un certo punto aveva stabilito anche dei rapporti, dei canali privilegiati, no? con gli Stati Uniti in alcuni settori, soprattutto nell'agroalimentare, nei prodotti che arrivano l'abbiamo detto prima, il vino, l'olio, ma non solo questi, anche la pasta, cioè tutto quello che riguarda anche i formaggi. Diciamo tutto quello che arriva dalla terra, che poi viene trasformato e diventa prodotto fruibile. Le nostre materie prime. Le nostre materie prime, diciamo, vengono fortemente penalizzate. Assolutamente sì, proprio per questo bisogna trovare una politica comunitaria congiunta, non reagire di pancia, avere un attimo, giocare a bocce ferme e avere il coraggio, come ha detto bene il nostro Presidente Orsini, di fare delle scelte importanti e delle scelte coraggiose in tempi, bisogna agire subito, non bisogna perdere tempo, non reagire di pancia ma agire con immediatezza. Allora, diciamo che stamattina è ancora il momento in cui non dico che siamo sotto shock, il mondo intero, non noi, il mondo intero comunque, non solo noi è sotto shock, però immagino che a parte la risposta unitaria bisogna evitare anche che prevalgano quelli che sono gli egoismi, fra virgolette, no, dei singoli stati, perché se alla fine poi ognuno va a fare una trattativa, questo cosa significa? Significa che la politica di Trump in questo caso ha successo. Assolutamente sì, come ha ben detto il nostro Presidente, chi ha dei rapporti privilegiati con gli Stati Uniti li deve mettere a fattor comune, deve metterli a disposizione degli altri Stati e bisogna agire in maniera unita per cercare di contrastare questo problema. Guardi, la borsa di Tokyo ha perso il 3%, Singapore il 2,5%, l'oro oggi ha raggiunto il nuovo record storico. Perché l'oro diventa il bene rifugio per eccellenza, no? Esatto, perciò dico questo è un problema che investirà milioni anche di consumatori, perché è chiaro che se la situazione continuerà a rimanere quella che registriamo oggi, è chiaro che ci troveremo di fronte a una situazione di aumento dei prezzi che certamente non farà bene a nessun tipo di economia europea. E allora cerchiamo, ci aggiorniamo magari su questo tema, perché ben volentieri. Stiamo cercando di capire cosa fare e come fare. Ben volentieri. E allora magari più avanti ci ritroveremo per tracciare il percorso che si intraprende. Noi siamo dei guerrieri e soprattutto siamo inguaribili ottimisti. Questo è fondamentale, l'ottimismo davvero. C'è un altro dato importante da registrare. Lei immagini che le imprese italiane, pur avendo avuto il 34%, perciò più di un terzo delle imprese italiane, nonostante il periodo di grave crisi che affrontiamo, perché è innegabile che ci sia a livello nazionale una contrazione delle attività industriali, non ha promosso azioni di licenziamento sul personale lavoratore. Questo è importante perché il mantenimento dei posti di lavoro è già di sé un sostegno al sistema paese. Perché è importante in questo momento, soprattutto perché se continuiamo a perdere anche la capacità diciamo, di produrre,
e allora veramente si potrebbe andare allo sbando davvero. Assolutamente. Grazie a a Marco lei. Causarano che è stato con noi, presidente di Piccola Industria di Confindustria a Catania. Fra poco torneremo in studio con altri temi, con altri argomenti e cambieremo ancora tema, stavolta parleremo di un'opera. Di un'opera che riguarda la città di Catania, un giardino della pioggia al Tondo Gioieni. Scopriremo che cos'è, come verrà realizzato. Restate con noi. A fra poco, buongiorno Sicilia. Buongiorno ancora. Grazie. Allora, ci siamo, adesso l'ho annunciato prima, il giardino della pioggia al Tondo Gioieni. Ci sono due esperti qui con me in studio, davanti a loro chiaramente io mi devo fermare e adesso ci spiegheranno tutto. Il professore Giuseppe Cirelli, che è docente di idraulica agraria dell'Università di Catania, esattamente del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, giusto? Con lui anche la professoressa Feliciana Licerdello, che è professoressa associata di idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali, sempre dello stesso dipartimento. Oh, intanto me la sono cavata perché era un po' complicato. È superato il primo esame. Il primo esame è superato. Allora, professori, vi chiedo, intanto ci spiegate cos'è questo giardino della pioggia? Allora, ne abbiamo parlato un po' di tempo fa sì, noi qui in ne studio. abbiamo parlato un po' di tempo fa e finalmente siamo nella fase finale della realizzazione di questo intervento pensato diversi anni fa, quando ci fu la famosa alluvione su Catania del 2021. Il Giardino della Pioggia è un'infrastruttura verde che consiste in una depressione rispetto al livello della strada, in cui le acque di deflusso stradale vengono immesse. Ci sono dei substrati particolari che depurano le acque di deflusso stradale che, contrariamente a quanto si possa pensare, sono molto inquinate. Ci sono delle piante che estraggono anche questi inquinanti. Attraverso questi processi di infiltrazione l'acqua viene accumulata e poi successivamente viene smaltita e immessa nel sottosuolo. Quindi è un concetto diverso dalle tradizionali fognature che vengono realizzate in ambito urbano. Siamo un sistema per fare defluire l'acqua e per depurarla anche in parte. Farla depurare, farla infiltrare soprattutto, cioè per evitare questi problemi che sono sempre più ricorrenti, di cui purtroppo Catania... adesso stiamo vedendo... Ecco, questo è il concetto, questi giardini della pioggia sono stati per la prima volta proposti, pensati in Cina, dove sono state realizzate tutta una serie di infrastrutture per creare le cosiddette città spugna, cioè delle città che hanno la capacità di assorbire l'acqua al proprio interno, cambiando il concetto di portare l'acqua fuori, ma farla assorbire nell'ambito urbano, anche perché l'acqua in ambito urbano non solo ricarica la falda, ma potrebbe anche essere recuperata per esempio per l'irrigazione delle aree verde. Questo è proprio un giardino della pioggia realizzato recentemente a Milano. Quello che sarà realizzato a Catania sarà per alcuni versi simile a quello che si vede in queste foto. Che stiamo vedendo. Questa è una nuova tecnologia che si sta sempre più affermando a livello internazionale, che ha proprio l'obiettivo quello di ridurre il carico idraulico sulle fognature, perché le fognature, possiamo lamentarci, abbiamo giustamente diritto di lamentarci, le fognature sono pensate e progettate per assorbire un certo valore dell'acqua. Quando ci sono quegli eventi estremi, le bombe d'acqua, le fognature non sono in grado di assorbirle. Questo per esempio che vedete in questa slide è il tetto verde che abbiamo realizzato proprio sul nostro dipartimento, che è una di queste infrastrutture che si possono realizzare in ambito urbano per assorbire l'acqua. Chiedo alla professoressa, non so se riuscirà a darmi una risposta, ma quanta quantità d'acqua riuscirà a gestire questo giardino? È stato progettato chiaramente per assorbire. Certo. Allora, la funzionalità di queste infrastrutture verdi lavora, e varia in funzione della tipologia dell'evento meteorico. Quindi nel momento in cui abbiamo degli eventi meteorici con tempi di ritorno relativamente brevi, intendo 5-10 anni di tempi di ritorno, il giardino della pioggia, o in generale queste infrastrutture verdi rispondono con effetti di laminazione importanti.
importanti. Man mano che gli eventi estremi ovviamente diciamo, diventano appunto più estremi, allora la capacità di laminazione si riduce, ma noi abbiamo pensato nell'ambito del giardino verde, oltre ad esserci diciamo appunto una parte di rain garden classica, sono 3 bacini in cascata, i primi 2 impermeabilizzati con la funzione appunto che ha descritto il professore Cirelli, la terza parte invece comprende una batteria di pozzi perdenti che quindi aumentano anche dal punto di vista della profondità degli strati del terreno la capacità di infiltrazione dell'acqua. Quindi noi abbiamo fatto anche ovviamente delle simulazioni idrologiche prima di progettare il bacino, e in una delle slide adesso scorreranno anche dei valori di portate di picco, e quindi noi abbiamo valutato la portata di picco sia che proviene diciamo dalla via del Bosco, perché convoglierà sia le acque provenienti da via del Bosco sia le acque provenienti da via L'Andrea Doria. E quindi questa diciamo, superficie, che appunto è circa 1500 metri quadri, sarà in grado di diciamo, laminare e far infiltrare una parte diciamo, di quest'acqua. Ovviamente non risolverà il problema dell'allagamento di via Etnea, perché in generale queste infrastrutture verdi non sono pensate per essere delle grandi opere che vanno fatte in un determinato luogo e risolvere il problema nel luogo in cui si presenta. In realtà queste opere vanno progettate in maniera integrata, in maniera distribuita nello spazio, per lavorare in sinergia. Quindi diverse tipologie, infatti noi nelle slide abbiamo visto diverse tipologie di opere, trincee di infiltrazione, giardini della pioggia, tetti verdi, che devono lavorare insieme in modo tale che ciascuna di loro svolga la funzione di assorbire una parte dell'acqua e non farla arrivare a valle, dove poi si manifesta il problema. Allora io dico che serviranno altri giardini. Esatto, oltre a quello di Tondo Gioieni. Assolutamente così, e questo è un primo intervento che ha un intervento dimostrativo che verrà realizzato sul Tondo Gioieni nell'ambito di questo importante progetto europeo che è il progetto Carlime, di cui è parte del nostro Dipartimento e partner il Comune di Catania tramite la Direzione Ecologia e Ambiente. Questo è un progetto che abbiamo realizzato insieme ai colleghi dell'Iridra di Firenze, che è una società che è specializzata in questo settore, chiaramente con la sinergia del Comune. Questo però diciamo, è un primo step, perché attualmente stiamo lavorando anche sulla possibilità di implementare questi interventi sull'asse della circonvallazione che va dal Tondo Gioieni fino alla rotonda del Garibaldinesima, quindi verso ovest, ma stiamo anche lavorando per quanto riguarda la possibilità di inserire alcune aree nel PUG, nel piano urbanistico generale che è in fase di redazione, che sono le aree diciamo, delle cosiddette lave storiche che sono ancora presenti in ambito urbano e che potrebbero avere un ruolo fondamentale proprio per quanto riguarda la capacità di assorbimento dell'acqua durante gli eventi estremi. Valorizzare queste aree sarebbe estremamente importante, perché diciamo noi nella zona etnea noi abbiamo una grande opportunità. Le lave chiaramente sono estremamente permeabili e quindi hanno una capacità di infiltrazione elevatissima. Allora, per ridurre il carico sempre idraulico sulle fognature si possono utilizzare queste aree proprio per far infiltrare l'acqua, col doppio obiettivo che è anche quello della ricarica alla falda, perché diciamo noi adesso in questi giorni ci stiamo lamentando che ha piovuto troppo, però io lo scorso anno in questo periodo ero proprio in questo studio e parlavamo di altre cose, parlavamo della siccità tremenda che ci ha afflitto fino sostanzialmente allo scorso novembre. Quindi dobbiamo anche pensare a questi interventi in un'ottica di futura, cioè dobbiamo adesso che sta piovendo pensare alla prossima siccità che verrà, e quando c'è la siccità dobbiamo pensare alle alluvioni. Bisogna insomma prevenire, Esatto, prevenire. assolutamente. Un'ultima domanda alla professoressa Licciardello, perché sappiamo che i costi sono già stati, tutto è stato finanziato, si passa alla parte operativa e c'è anche una chiusura, no, di questi lavori previsti. Certo. La domanda che mi viene adesso è:
Ma tutto questo cosa comporterà per il cittadino? Allora, Perché noi- capisco che entro il 2027, settembre 2027 va finita quest'opera. No, no, addirittura... No, adesso, diciamo, quest'anno adesso già è stato approvato il progetto e quindi noi cominceremo subito con i lavori. Speriamo questa stessa estate dovrebbe essere. L'idea è di fare i lavori durante il periodo estivo e quando c'è la chiusura della scuola per ridurre il disagio. Però Perché abbiamo... immagino che un po' di disagio ci sarà. Un po' di disagio ci sarà, però sarà estremamente ridotto perché a parte qualche piccolo intervento che prevede l'attraversamento stradale, lavoreremo all'interno del Tondo Gioieni, quindi il disagio per quanto riguarda il traffico sarà veramente limitato a un paio di settimane. Io spero che i catanesi apprezzino questa cosa, perché poi dal punto di vista paesaggistico, non so se c'è una slide, il risultato anche dal punto di vista paesaggistico sarà particolarmente bello e quindi arricchiremo una zona e risolveremo in parte anche un piccolo problema per la città di Catania. La preghiera a questo punto che faccio a voi è di progettare tanti altri giardini della pioggia in modo tale che la città possa comunque assorbire l'acqua che arriva dal cielo, che molto spesso ci porta a delle scene, a delle immagini davvero impressionanti che fanno paura davvero, con via Etnea e non solo via Etnea e zone anche, altre zone della zona sud della città allagate, sott'acqua. Speriamo che si possa davvero lavorare in questo senso. Stiamo lavorando in questa direzione col Comune di Catania, sperando che poi tutte queste cose abbiano una contaminazione culturale e anche altri comuni della zona etnea iniziano a cambiare rotta e adottare queste misure che risolvono veramente i problemi di allagamenti in ambito urbano. Grazie al professore Noi ovviamente Cirenzi. lo facciamo anche con i nostri studenti, no? Cerchiamo di, nel nostro Stimolarli, ruolo, no? di infondere questa cultura anche a loro, perché è la nostra principale missione. Grazie davvero, ci dobbiamo fermare, il tempo è un argomento bellissimo questo, però ci dobbiamo assolutamente fermare. Grazie al professore Cirelli, grazie anche alla professoressa Feliciana Di Cerdello, entrambi docenti di idraulica agraria all'Università di Catania, diciamo in sintesi, Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente. Grazie, buon lavoro davvero, in bocca al lupo per quello che state facendo. Grazie a voi. Ci sono le pillole di Almanacco, fra poco di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Il World Party Day, che si festeggia il 3 aprile, è la giornata della positività, indetta per contrastare la negatività. In questo giorno si cerca di festeggiare il pensiero positivo per promuovere armonia e un futuro migliore. Tirate fuori i colori e l'allegria, che il party cominci. Ma cosa si intende per raggi cosmici? Malgrado il nome, non si tratta solo di raggi, ma anche di particelle ad alta energia che provengono dal sistema solare o dallo spazio. In gran parte, per l'89%, si tratta di particelle dotate di carica positiva, mentre il resto è costituito da nuclei di elementi di massa maggiore. Le particelle si spostano nello spazio a una velocità prossima a quella della luce. Come raggiungano energie tanto elevate da consentire questo moto rapido è un enigma irrisolto. Buongiorno ai 12. Oggi la Luna è congiunta a Giove e quindi un carico di comunicazione, curiosità ed ambizione per tanti nello zodiaco. Vediamo chi. Ariete, sicuramente per voi dove il lavoro vi sta dando grande soddisfazione, proposte nuove e soprattutto la proposta di un viaggio o di rappresentare a nome di tutti qualcuno o qualcosa. Coraggio Ariete, il vostro momento. Toro, ottime notizie per quello che riguarda le finanze. Con questa configurazione Luna-Giove non potete fare altro che gioire e soprattutto essere ambiziosamente voluttuosi nei prossimi desideri che volete. Ottime notizie per quello che riguarda la casa o un acquisto importante. Gemelli, Luna congiunta a Giove, oggi è proprio la vostra primavera, una sensazione di rinascita assolutamente compensata dal fatto che Giove finalmente entra un po' più nella vostra emotività, vi fa sentire più sicuri, veloci e determinati. L'appoggio solare dato dalla posizione dell'astro in Ariete tende a darvi forza e anche una grande carica passionale. Oggi siete irresistibili.
Cancro, una giornata oggi che prevede la vostra luna a dare spettacolo, congiunta a Giove, e quindi allarga ed estende le sue ambizioni. Giove peraltro è il pianeta che nei vostri gradi si esalta e che vi farà tra qualche mese una bellissima sorpresa entrando nei vostri gradi. Pregustate quindi con questo assaggio lunare tutto quello che il generoso Giove vi può portare in termini positivi. Oggi arrivano soluzioni importanti. Leone, ottimo per voi, è la giornata giusta per prendere l'iniziativa, per capitanare una squadra, un progetto, per essere frontman o frontwoman di qualcosa di importante che vi mette ancora una volta al centro dell'attenzione per le vostre innumerevoli capacità. Vergine, luna congiunta a Giove, vi sentite forse un po' costretti e soffocati? Avete bisogno di un viaggio, una vacanza o di valorizzare un po' meglio la vostra figura professionale? La configurazione di luna e di Giove oggi vi spingeranno proprio a questo e anche a chiarire a chi non capisce il vostro valore quanto sia importante la vostra funzione. Sintetizzate i concetti. Bilancia, ottime notizie per voi, luna e Giove di Trigono, una splendida soluzione finalmente arriva. La squadra si ottimizza e qualcosa finalmente va meglio. Tirate un sospiro di sollievo, anche se il cammino ancora è lungo, ci sono tantissime cose che piano piano trasformerete. Iniziate da quelle di oggi. Scorpione, oggi per voi è il suggerimento di Saturno che vi dà carta bianca in termini lavorativi. Forse avete bisogno di seguire meglio qualcosa e in prima persona, non delegate. Anche in amore migliora la comunicazione, ma siate chiari, diretti e senza troppi giri di parole. Sagittario, oggi proprio Luna e Giove sono opposti al vostro cielo, quindi le vostre sensazioni potrebbero essere un po' distanti. Forse avete in mente una nuova cima da scalare, un nuovo progetto, un nuovo viaggio, qualunque sia la vostra avventura. Non pensate che sia difficile realizzarla, siate positivi e vedrete che arriverete alla meta. Capricorno, giornata oggi in cui la splendida configurazione Luna Giove vi snobba un po', probabilmente essendo troppo distante in gradi tenta a ridursi nelle questioni più pratiche della vostra routine, ma finalmente ridandovi l'ordine che vi serviva, che avevate perso un po' in questi giorni perché troppo subissati da troppe cose da fare. Quindi adesso non avete più scuse per chiamare il partner e fissare magari un bell'appuntamento fuori, magari con una bella cena. Acquario, uno stupendo trigono Luna Giove anche per voi è un assaggio di una grandezza e di un progetto in sviluppo che vedrà la luce più là, ma assolutamente oggi troverete tutta la bellezza affettiva degli amici, la concretezza dei progetti e soprattutto una giornata particolarmente passionale. Pesci, Luna e Giove sono in quadratura, Giove è anche uno dei vostri pianeti, dovrete cercare di essere un pochino più sintetici, anche se a malincuore operare dei tagli necessari. Oggi più che mai vi renderete conto di quanto il bisogno di mutare sia un'esigenza soprattutto al lavoro. Bene in amore. Allora, abbiamo sentito l'oroscopo di oggi. Emanuela, torniamo ai quotidiani. Sì, Hollywood dice addio ad un altro grande protagonista del cinema mondiale, stiamo parlando di Val Kilmer, tra l'altro l'attore era anche giovane, insomma 65 anni, se ne va appunto a 65 anni il mitico Iceman di Top Gun, l'antidivo che recitò con tutti i grandi, l'eroe ribelle di Hollywood, e lo vediamo qui appunto in alcuni dei suoi più celebri film, in Top Gun, poi lui ha fatto anche il sequel Maverick, però è stato doppiato grazie all'intelligenza artificiale, perché l'attore ha avuto un tumore, un cancro alla gola che aveva sconfitto, però era rimasto sostanzialmente afono. In realtà lui non è morto per questo, ma è morto per le complicazioni di una polmonite. Poi lo vediamo naturalmente nei panni di Batman nel 1995, e poi indimenticabile la sua interpretazione dei Doors, ecco,
era cantante dei Doors, e poi ancora in It, La sfida, quindi veramente tantissimi film, era molto apprezzato dai registi. Francis Ford Coppola dice era l'attore più talentuoso già al liceo. E poi tra le tante donne che hanno avuto una relazione con lui c'è anche Cher, che dice era divertente, pazzo, coraggioso. Grazie Emanuela, ci ritroviamo domani con Buongiorno Sicilia, grazie ancora a tutti voi, l'augurio di una buona...